Amici bellini, eccoci qua. C'è un nuovo video di cui, ma che significa? C'è un nuovo video perché purtroppo c'è una notizia non piacevole e un'altra. Poi ci sono altre cose di cui discutere. Una è bellina, una è sicuramente bellina e l'abbiamo già anticipata ieri. Senza alcun indugio, cominciamo. Allora, amici miei bellini, io sono come vedete, ho la Miss del Messico, perché queste nazionali non ci aiutano. Pasquale D'Ignazio mi pare l'avevo salutato già una volta, evidentemente non ci sono nuovi iscritti. Se siete capitati qui messicani, magari per i tempi di recupero di Lozano, non lo so, iscrivetevi al canale. Nel frattempo noi stiamo pushando anche il secondo canale, non è il secondo canale, è un altro canale dei colleghi di Caffè Napoli, Caffè Napoli 1926 TV. Se voi cercate Caffè Napoli TV lo trovate. Ovviamente chi è iscritto al canale Telegram che trovate in basso in descrizione ha potuto seguire, perché andiamo live di solito di mercoledì, diamo i numeri e facciamo tutta una serie di discorsi. Lì i like non arrivano perché non sono ancora abituati, c'è tutto un popolo di Facebook che non è abituato al like preventivo, voi sì, quindi lasciate il like qui. E se vi trovate a voler recuperare quell'approfondimento è interessante, è estremamente interessante. Voi sapete che nelle nostre live abbiamo tutte le statistiche raccolte da Guido, è un preziosissimo elemento di approfondimento, e anche Antox e Salvatore stanno facendo questo lavoraccio pazzesco di grafiche, di recupero dati e di confronto di dati, non sono numeri freddi, perché poi scopriamo delle cose. E se vedete già lancio questo contributo, ecco, si chiama contributo, vai. Quindi Lozano, che io, ecco, vi dico la verità, io onestamente all'inizio della stagione pensavo, ma Lozano che giocatore è quello di quest'anno, o quello che abbiamo visto con Gattuso, che era gagliardo, che era propositivo, e mi stavo un po' deludendo. In realtà poi i numeri non ci danno tanto, mi danno totalmente torto, perché Lozano è sempre lì in quasi tutte le statistiche, non è il peggiore nella fase realizzativa, anzi, non è il peggiore negli assist, anzi, c'è sempre, forse potrebbe fare qualche cosa in più. Però vedi, il confronto con Politano ad oggi, visto che noi diciamo chi gioca è uguale, non tanto in questo caso, quindi molto molto interessante anche questo. Ma vogliamo, amici bellini che si stanno dimenticando di lasciare i like perché sono tutti attratti dai numeri eccetera, ci facciamo anche un applauso alle grafiche, che sono anche belle da vedere e si godono senza difficoltà, perché questo è un lavoro che è impossibile. Questo veramente sulla Dantox, aiuto, io sono sincero. Mamma mia, bevi. E insomma, come avete visto, ragazzi, noi poi ovviamente ogni partita ci lascia una sensazione, dipende un pochino dall'avversario, dipende da quando, in che periodo il Napoli fa cosa e cosa non fa, eccetera eccetera. E la sensazione, anche in conseguenza alle parole di Lozano, che noi abbiamo analizzato molto bene, e quelle parole riecheggiano e ritornano, no? Il fatto di avere ambizione, di andare in un club più importante, eccetera eccetera. Ovviamente quello ti porta aspettative anche superiori. E Lozano, vuoi andare al Barcellona? Benissimo. Dove stanno le prestazioni alla Barcellona? Cioè, sei un giocatore da Barcellona, da top club. Parlo sempre del Barcellona perché me lo dobbiamo affrontare, e nel frattempo loro il mercato lo hanno fatto. Questa è una parentesi. Tra l'altro, altra parentesi, alle 18:15 oggi che cos'è questa oggi torniamo a Canale 8 da Silvermele e parleremo un po' di tutto. Ovviamente scopriamo che Lozano non sta facendo poi così male, perché in una squadra che comunque è molto solida a livello difensivo ed è il nostro punto di forza quest'anno, sta venendo un pochino meno, non sono numeri tragici, però sta venendo un pochino meno il numero di palle gol, la costruzione delle palle gol, quindi gli XG, e anche poi la percentuale realizzativa, perché rispetto a quello che creiamo comunque segniamo poco. E come avete visto, Lozano 2 volte meglio, come occasioni poi create pericolose che portano a possibili gol, 2 volte meglio di Politano. Allora, ecco, purtroppo questo infortunio
che le nazionali non ci portano bene assolutamente. Mamma mia, veramente dovrebbero fare un campionato a parte, ci dovrebbero essere delle clausole pesanti, perché poi ti mancano, ti vengono a mancare. Noi ok, accettiamo la Coppa d'Africa e facciamo i complimenti a Koulibaly per la finale. Io ho fatto uno short celebrativo per Koulibaly, perché con una rovesciata su un calcio d'angolo riesce a fare un assist che sblocca la partita, e poi il Senegal quindi approda in finale. Mané sugli scudi, Mané, Koulibaly, però è proprio bello, e Koulibaly merita di vincere qualcosa, ragazzi, merita di vincere qualcosa. Nell'ultima occasione fu proprio l'Algeria a strappare la Coppa al Senegal, se non vado errato. Voi nei commenti potete correggermi, però adesso oggi sapremo se Anguissa sarà il dirimpettaio di Koulibaly nella finale, a prescindere, non perché Anguissa non sia nostro ancora, è sempre il prestito, poi dopo dobbiamo vedere se possiamo permetterci di comprarlo, e io vorrei, però è più giovane Anguissa, e Koulibaly lo merita. Quindi se devo poi alla fine tifare per una squadra, mi viene naturale tifare per il Senegal. Anguissa avrà altre opportunità sicuramente per farlo, e quindi io devo tifare per il mio comandante, che merita di tornare a casa con una coppa. Poi c'è anche il discorso della quarantena, c'è una confusione pazzesca nelle notizie, si dice veramente tutto e il contrario di tutto. Si parla di un precedente Benasser dove non ha dovuto fare una quarantena preventiva, così, ma tutti poi i casi sono diversi. Chi ha una dose, chi ha 2 dosi, chi ha anche il booster, chi ha appena preso poi il Covid, e quindi praticamente Koulibaly è uno che ha un booster naturale perché l'ha preso da poco. C'è una nuova regolamentazione, un nuovo protocollo che deve andare in atto tra pochissimo, quindi io non vi posso dare una notizia certa, ma la sensazione è che non debbano fare, se tornano il 6 o il 7, non debbano fare 10 giorni di quarantena, al massimo un paio di giorni, devono produrre un tampone negativo e stiamo a posto. Quindi sotto questo punto di vista potrebbero essere a disposizione per l'Inter. Poi dobbiamo vedere come staranno fisicamente, perché si paga un pegno, si paga un toll quando devi fare una competizione stancante come la Coppa d'Africa, tutta fisica, tutti strappi, tutta velocità, poca tecnica e poca tattica, e quindi dobbiamo vedere anche come staranno. Però l'abbiamo visto bene Koulibaly anche col Senegal, e quindi speriamo di avere almeno loro, perché sicuramente, e questa è una notizia, il buon Ciucchi non lo avremo a disposizione, e si parla perlomeno, medici hanno parlato, hanno detto vorrei capire se si tratta di una lussazione semplice o se ci sono interessamenti per i nervi, perché si fanno poi i paragoni con la situazione di Mertens e con la situazione dello stesso Osimhen. Per quanto riguarda Mertens c'erano dei problemi pregressi e quindi c'è stato bisogno di una riabilitazione diversa proprio dell'operazione. Per Osimhen c'è stato l'interessamento dei nervi e quindi anche lì complicata, e c'era una cosa pregressa, ma mi pare che fosse l'altra spalla. Insomma, situazioni molto diverse tra loro. Ci dicono che se è una lussazione semplice comunque ti devi immobilizzare per 3-4 settimane e poi c'è una riabilitazione da fare, quindi possiamo dirlo come ipotesi senza metterci mani sul fuoco o timbri a caldo a fuoco, e parliamo di 1 mesetto e mezzo senza Lozano. A questo ci possiamo aggiungere il probabile, speriamo prestissimo, ritorno di un AS, perché un AS dalla positività poi si è passato a questi problemucci cardiaci. Non è il solo che ha avuto delle conseguenze simili, soprattutto tra gli africani. Ci sono stati degli approfondimenti, altre notizie dicono scongiurati i problemi, così tornerà a disposizione senza problemi. Dobbiamo essere prudenti, però a questo punto mi pare di capire che a destra avremo un Politano titolare, si può dire questo subito già per la prossima partita, con un Unas speriamo convocabile come suo sostituto, e a sinistra il ritorno di Insigne che si sta allenando bene, che ha fatto pure lo stage eccetera eccetera, quindi già stiamo individuando quella che sarà la probabile formazione contro il Venezia. C'è questo dubbietto che ci appassiona tra Osimhen e Mertens, chi dei due può essere titolare. Non credo che sarà in discussione Zielinski come sottopunta. Fabian lo vedo titolarissimo,
non avendo, chissà, potrebbe ribissarsi un Fabian Lobotka con Demme che comunque è a disposizione. E poi in difesa quelli saranno, ragazzi, quelli saranno, perché nell'approfondimento di ieri, nel diamo i numeri, abbiamo scoperto che Di Lorenzo, Robocop, sempre robot esagerato, ma quello che sta veramente overperformando proprio in termini di valutazioni fredde, non di tifosi e non di giornalisti, valutazioni fredde, Mario Rui si sta comportando anche meglio di Lorenzo su quella fascia, anche sapienza poi tattica di Spalletti nel saper sfruttare le cose ottime di Mario Rui e nascondere quelle meno buone, e quindi sfruttarlo più in fase propositiva che non in fase difensiva, e lì ci può essere l'aiuto, se può essere questa traslazione un po' a tre, no? Se Mario Rui sta avanzando, ecco che un Juan Jesus diventa braccetto di sinistra e lo può fare benissimo, è proprio nelle sue caratteristiche, non è proprio un centralissimo, non è proprio un terzinissimo, è proprio il braccetto di sinistra perfetto, essendo lui mancino. Rachmani si sposta centrale e Di Lorenzo aiuta, perché ce l'ha anche distinto il fatto di rimanere molto stretto, no? Ricordate i quinti, è una cosa buona ma è anche una cosa pericolosa, perché poi quando tu diventi il terzo braccetto, guardate come voglio parlare di tattica, ho bisogno di campo, ho proprio bisogno di campo, e ci siamo quasi, ragazzi, ci siamo quasi, quindi scaldate i motori, lasciate i like preventivi, perché dobbiamo tornare a parlare di pallone. Quindi Politano chiamato a fare anche lui questa fase difensiva, e quindi costruzione a tre, le due ali che devono aiutare, eccetera eccetera. Se Politano poi si accorcia, Insigne si può accentrare, i movimenti di Osimhen che si porta un paio di loro appresso, e poi riempire l'aria. Ma se Elmas non gioca titolare lo fanno in pochi, attenzione. A chiusura di questo video, che spero vi sia piaciuto e spero abbiate trovato utile o interessante, segnaliamo una cosa che mi mette un pochino di preoccupazione, e la leggo al volo per non dire stupidaggini. Lega Serie A, in poll Percassi alla presidenza dei club, in poll come nuovo vicepresidente, visto che il presidente, che poi si è dimesso, che se n'è tornato in California, eccetera eccetera, avere il presidente, insomma la struttura dell'Atalanta alla presidenza dei club non mi dà una buona sensazione, perché noi sappiamo, almeno noi sappiamo, io intuisco che sarà tutta lì la zona, la lotta per entrare in Champions, con una Juventus che si è molto rinforzata. Dobbiamo capire ora cosa farà il Milan in questo derby, non vedo l'ora di vedere. Non so cosa tifare, anzi io lo so, ma voi me lo dite nei commenti nel caso qual è la vostra preferenza. Però hai capito, è un po' un Napoli contro Atalanta, se il Milan non molla, ma se noi non molliamo stiamo là davanti, tocca tutto a noi, anche se l'Atalanta acquisisse più peso politico, che sappiamo che purtroppo non possiamo dimenticare. In Serie A esiste il peso politico e sposta pochi punti, ma quando lotti punto appunto quei punti possono essere importanti. Con calma, non ci facciamo la testa prima che si rompa, disse Osimhen ai suoi medici sociali. E da New York, Valerio Fluido è tutto, ci vediamo sul canale 8. Dai. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.